Eder. Mech. Pallister. Oggi è una giornata cruciale per le indagini sull'omicidio di Sara Campanella, la giovane studentessa uccisa a coltellate la notte del 1° aprile a Messina. Stefano Argentino, il 27enne fermato con l'accusa di essere l'autore del delitto, comparirà davanti ai magistrati per l'interrogatorio di garanzia. Si tratta della prima occasione in cui il giovane potrà fornire la sua versione dei fatti e chiarire, se possibile, il movente che ha portato alla brutale aggressione. Un colpo di scena ha però preceduto l'udienza di oggi. L'avvocato Raffaele Leone, inizialmente contattato dalla famiglia di Argentino per assumere la sua difesa, ha deciso di rinunciare all'incarico. Una scelta personale, ha spiegato in una nota senza fornire ulteriori dettagli. Ora resta da capire chi sarà il nuovo legale del 27enne, un aspetto che potrebbe influenzare anche la strategia difensiva del giovane. Le prime ricostruzioni degli inquirenti delineano un quadro inquietante. Da almeno 2 anni, Stefano Argentino avrebbe nutrito un'ossessione nei confronti di Sara Campanella, forse legata a un amore non corrisposto. Un'ossessione che, secondo le testimonianze raccolte, lo avrebbe portato più volte a pedinarla. Entrambi frequentavano lo stesso corso di laurea, il che gli dava l'opportunità di incrociare la giovane in diverse occasioni. Nel pomeriggio del 31 marzo, poche ore prima dell'omicidio, Argentino avrebbe seguito Sara mentre usciva dal Policlinico Universitario di Messina, dove la ragazza svolgeva il tirocinio. La giovane si era accorta della sua presenza, al punto da inviare un messaggio alle amiche che, letto oggi alla luce dei tragici eventi, suona come una richiesta d'aiuto. Dove siete? Il malato che mi segue. Le telecamere di sorveglianza della zona hanno ripreso Argentino mentre attendeva Sara fuori dal padiglione dove aveva seguito le lezioni. Nei fotogrammi visionati dagli inquirenti, si vede il giovane uscire in fretta dall'ingresso del policlinico, imboccare una scalinata e poi tornare indietro per raggiungere la ragazza. Sarebbe stato allora che tra i due sarebbe nata una discussione, degenerata in pochi attimi in un'aggressione. Sara ha cercato di divincolarsi, ha gridato di lasciarla andare, ma Argentino l'avrebbe afferrata con forza e poi colpita con una coltellata alla gola. La giovane ha tentato disperatamente di muoversi, ha fatto pochi passi prima di accasciarsi a terra in una pozza di sangue. Alcuni passanti, tra cui uno studente di infermieristica, si sono precipitati a soccorrerla, tentando di tamponare la ferita in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118. Purtroppo, le sue condizioni erano disperate, quando l'ambulanza è arrivata al policlinico, dove Sara studiava e sognava il suo futuro da professionista della salute. Il suo cuore aveva già smesso di battere. Subito dopo l'omicidio, Stefano Argentino si è dato alla fuga. Le amiche della vittima, già allarmate dai suoi comportamenti persecutori nei mesi precedenti, hanno immediatamente indirizzato i carabinieri sulle sue tracce. La svolta nelle indagini è arrivata grazie a un lavoro congiunto tra i militari di Messina e quelli della provincia di Siracusa. Il 27enne è stato individuato a Noto, a circa 180 km dal luogo del delitto. Si nascondeva in una casa vacanza di proprietà della madre, dove è stato bloccato e arrestato. Gli investigatori, però, sospettano che non abbia agito da solo nella sua fuga. Un dettaglio su cui sta lavorando la procura è infatti la possibile presenza di complici. Nel provvedimento di fermo si fa riferimento a soggetti terzi che potrebbero aver aiutato il giovane a far perdere le proprie tracce nelle ore successive al delitto. Un interrogativo che potrebbe aprire nuovi scenari sull'intera vicenda. Mentre le indagini proseguono, oggi sarà una giornata chiave per capire se Stefano Argentino deciderà di confessare o se sceglierà di restare in silenzio davanti ai magistrati. Un interrogatorio che potrebbe fare luce sui suoi reali intenti e, forse, portare a una prima ammissione di responsabilità. Un giovane di soli 18 anni, residente a Roma, ha presentato istanza al Tribunale del riesame con l'obiettivo di contestare la misura cautelare degli arresti domiciliari, alla quale è sottoposto dal 17 marzo scorso. Questo evento è legato a una grave accusa di istigazione e aiuto al suicidio in relazione alla tragica morte di Andrea Prospero, uno studente di Lanciano il cui corpo è stato rinvenuto senza vita il 29 gennaio in un appartamento di Perugia.
L'azione legale intrapresa dal giovane è stata seguita da una contestazione formale dell'ordinanza da parte del suo avvocato difensore, Alessandro Ricci. L'udienza relativa a questa istanza è attesa di essere programmata entro una decina di giorni dalla sua presentazione, mettendo in moto il processo giudiziario che seguirà. Durante l'interrogatorio di garanzia, che si è svolto di fronte al GIP del Tribunale di Perugia, Margherita Amodeo, il giovane ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Questa decisione è stata presa in un clima di tensione comprensibile, accompagnato dal suo legale. Dopo essere giunto da Roma in un'auto che ha avuto accesso diretto al parcheggio interno del tribunale, probabilmente per garantire una maggiore riservatezza e sicurezza. Parallelamente alla vicenda del giovane romano, le indagini condotte dalla Procura di Perugia hanno portato alla luce ulteriori elementi riguardanti un altro soggetto coinvolto nelle vicende. Si tratta di un 18enne di Afragola, indagato per spaccio di sostanze stupefacenti, accusato di aver fornito a Andrea Prospero pasticche di ossicodone, che il giovane ha ingerito insieme allo Xanax. Questo ha sollevato il sospetto di un commercio illecito di farmaci sul dark web, spingendo la procura ad avviare un secondo filone d'indagine focalizzato su potenziali truffe online connesse al giro dei farmaci, cercando di svelare tutte le connessioni e responsabilità che potrebbero emergere da questo caso complesso e drammatico. Erika Podmenik, una donna di 58 anni, ha recentemente confessato di aver commesso un terribile atto: l'omicidio di Isabella Tregnaghi, un'anziana di 89 anni, al culmine di una lite accesa. Attualmente, Podmenik si trova nel carcere di Trieste, affrontando un'accusa di omicidio volontario. L'incidente ha avuto luogo in un contesto drammatico e ha lasciato la comunità sconvolta. Ciò è avvenuto nel cuore del centro storico di Trieste, precisamente in via delle Beccherie 7. Dove il corpo di Tregnaghi è stato scoperto nel primo pomeriggio del 31 marzo. La scena che si è presentata agli inquirenti è stata raccapricciante. La vittima giaceva a terra con una profonda ferita alla gola, segno evidente dell'atto di violenza perpetuato. La dinamica della fuga attuata da Podmenik ha assunto tratti quasi cinematografici. Dopo aver commesso il crimine, la donna ha tentato di sfuggire alla giustizia a bordo di una Fiat Panda, ma è stata prontamente intercettata dai carabinieri del comando provinciale di Trieste. La sua fuga è stata interrotta poco distante dalla sua abitazione. Prima di essere fermata, Podmenik aveva cercato di disfarsi degli indumenti macchiati di sangue, gettandoli in un cassonetto situato in un'altra area della città. Fin dall'inizio delle indagini, è emerso un dettaglio significativo: la vittima e l'assassina si conoscevano, un fatto che ha gettato nuove ombre sul caso. Quanto alla motivazione dietro l'omicidio, le ipotesi degli investigatori si concentrano su un tentativo di rapina conclusosi in tragedia. Gli investigatori stanno esaminando con attenzione ogni aspetto della versione fornita da Podmenik, cercando di verificarne la veridicità e di raccogliere ulteriori prove e indizi. Secondo il suo racconto, il delitto si sarebbe consumato durante un furto o, più plausibilmente, una rapina che ha preso una piega drammatica. L'anziana avrebbe scoperto Podmenik nel bel mezzo dell'atto criminoso, forse sorprendendola mentre sottraeva denaro o oggetti di valore. La situazione sarebbe quindi degenerata in una colluttazione, durante la quale Tregnaghi avrebbe opposto una resistenza inaspettata. La rabbia e la disperazione avrebbero portato Podmenik a stringere una sciarpa attorno al collo della vittima, soffocandola fino a strangolarla, e successivamente ad impugnare un coltello, sferrando un colpo fatale alla gola. Nella lotta, la stessa Podmenik avrebbe riportato graffi e contusioni lievi, segni della violenta interazione che ha avuto luogo. Le forze dell'ordine continuano a perlustrare ogni dettaglio di questo caso intricato, nella speranza di circoscrivere il movente esatto e di apportare ulteriori chiarezze alla dinamica degli eventi che hanno condotto a una tale perdita tragica. Inoltre, si cerca di comprendere meglio la natura del rapporto tra Podmenik e Tregnaghi, elemento che potrebbe rivelare aspetti cruciali sullo sviluppo della vicenda. Questo macabro episodio, che ha lasciato una ferita nella comunità locale, incarna uno dei numerosi enigmi che le forze investigative devono svelare, mentre il processo di giustizia svolgerà il suo corso.
Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.